Nel circolo nautico ci sono state date, e qui ringrazio nuovamente il Presidente, delle foto, ci sono state date parecchie foto a colori e bianco e nero, e noi abbiamo scelto proprio, diciamo, per fare il fascicolo a colori le loro foto. Poi abbiamo, per la tesi di laurea, Michele Modomese si è laureato con questa tesi di governo dell'amministrazione, e lo ha fatto su Michele, e viene fuori un profilo per certi aspetti anche nuovo, diciamo, e quindi Michele si è confrontato con i figli del sindaco e è riuscito, diciamo, a svolgere, a dare un profilo corposo all'azione politica dell'uomo Michele. Poi ci sono, tra gli itinerari didattici, il lavoro svolto da Marco Ballarin, che è qui, e da Beatrice Toni. Sono due ragazzi del liceo, e voi sapete che c'è l'obbligo di fare l'alternanza scuola-lavoro, e per l'alternanza scuola e lavoro loro si sono recati in biblioteca su indicazione del loro dirigente, hanno conosciuto la dottoressa Maria Lisa Freguccia, che è qui presente, grazie per la sua presenza e per tutto l'aiuto che ha sempre dato alla rivista. Ora c'è un passaggio di consegne dalla dottoressa Maria Lisa Freguccia alla dottoressa Cristina Penzo, che ovviamente credo non sia più, ma ovviamente ringrazio per avere preso in mano il testimone e continuare il lavoro che svolgeva prima Maria Lisa. A Maria Lisa il ringraziamento mio e